Grazie Ilari, perché è difficile intervenire dopo un appassionante discorso. Allora, per continuare, prima di iniziare appunto a parlare, diciamo, di migrazioni e mercati del lavoro, volevo raccontarvi questa vicenda che è surreale e che accade a molti all'Università di Padova, che è un'università, come potete immaginare, stiamo cercando di diventare sempre più internazionali e quindi di richiamare anche molte persone da altri paesi, perché, come dire, portano in qualche modo conoscenze molto importanti, facciamo progetti di ricerca con altri paesi e così via. Io, oltre appunto a insegnare, sono coordinatore del dottorato di ricerca in scienze sociali all'università e abbiamo reclutato una dottoranda cinese e una dottoranda ucraina, una dottoranda franco-colombiana, un dottorando del Bangladesh. Allora, i dottorandi percepiscono circa 1.000-1.100 euro per 3 anni per fare il loro dottorato. Al termine del dottorato, che è il 30 settembre, devono consegnare la tesi, poi nel 2019, loro ovviamente, come dire, hanno il regime dei permessi di soggiorno come qualsiasi altra persona non comunitaria. Quindi scade il 30 di settembre, ma la loro tesi poi verrà discussa probabilmente a marzo, aprile o giugno. Non hanno il permesso rinnovato. Ci toccherà farlo via Skype con queste persone che devono ritornare. Questo ragazzo del Bangladesh in particolare, lui è già professore associato nel suo paese, è venuto di qua nel tentativo poi di fare un po' di carriera nel suo paese, quindi ha una famiglia eccetera. Il 2 di ottobre deve ritornare assolutamente e riprendere il servizio perché ha chiesto 3 anni sabbatici, non può andare oltre, quindi come dire. Queste sono le situazioni e io sono tutti i giorni a firmare dichiarazioni non false, ma insomma diciamo un po' fantasiose per cercare di battere questa burocrazia che non vuole capire. Queste io credo siano poi le questioni e ha a che fare anche con il mercato del lavoro, perché poi molti di questi, questo ragazzo del Bangladesh ma anche altri, tornano al loro paese e magari riesci a mantenere contatti e a sviluppare ricerche su un livello internazionale. E credo che questo sia lo scopo e l'obiettivo anche di un paese come il nostro, che rimane, come dire, un po' meno internazionalizzato rispetto ad altri. Questo per completare un po' e dare qualche altro quadro. Se noi guardiamo appunto le migrazioni internazionali, siamo così preoccupati, ma sostanzialmente non crescono nei numeri assoluti in maniera decisiva nel corso degli ultimi 10-15 anni. Siamo sempre intorno al 3,3% della popolazione mondiale. Stiamo parlando di 250-260 milioni di migranti sul livello internazionale, a cui si aggiungono circa altri 50 milioni di quelli che in maniera un po' sprezzante vengono chiamati clandestini, cioè quelli che non hanno un pezzo di carta che è valido per rimanere in un determinato paese, e un altro 40 milioni di rifugiati, che di solito, come nel caso dei siriani, non è che arrivano in Europa, stanno più o meno vicino alla Siria. Il paese che ha più siriani appunto è la Turchia, un po' la Grecia, ma soprattutto la Turchia. Altro che la Germania, che ne ha accolti molti, certo, ma la maggior parte rimane in Turchia o rimane addirittura rifugiato nel suo paese. Quindi questo è più o meno diciamo, il quadro sul livello internazionale. Dovremmo forse aggiungere a questi 250-260 milioni di migranti internazionali altri 750 di migranti interni. Perché importanti i migranti interni? Perché solo la Cina ne ha circa 300 milioni di persone che fanno un viaggio di un giorno e mezzo, andando appunto dalle aree interne della Cina verso le aree costiere, che sono quelle nettamente più sviluppate, così come l'India ha una migrazione interna molto consistente su distanze molto lunghe, altro che le migrazioni dal sud al nord dell'Italia o dal Polesine a partire dal 51 in poi verso il nord-ovest, perché è bene ricordare appunto, cosa difficilissima per i miei studenti mediamente, che quando gli spiego le migrazioni interne in Italia nel secondo dopoguerra e gli dico che friulani e veneti erano tra quelli che emigravano di più, ecco,
questa cosa qua non entra in testa, proprio all'esame non si riesce a fargli capire che c'era un periodo in cui si emigrava, come dire, è normale, c'era alta disoccupazione e quindi si cercava di andare altrove. Allora, la maggior parte delle migrazioni oggi in realtà avviene tra un paese che viene considerato del sud del mondo a un altro paese del sud del mondo, non dal sud al nord, non dall'Africa all'Europa, ma magari, che so, dalla Costa d'Avorio al Benin o dal Mali al Niger. Sulla base di cosa? Spesso, lo spiegava molto bene la prima relatrice, sulla base del fatto che magari il prezzo del caffè quest'anno è un po' più alto e quindi tutti quanti vanno in un paese lì vicino a cercare di tirarsi fuori appunto un salario. Quindi dovremmo cominciare provate a immaginare le migrazioni all'interno dell'Asia, che sono una parte consistente delle migrazioni, una parte sempre più consistente delle migrazioni avviene appunto in Asia, che non guarda appunto né agli Stati Uniti né all'Europa. Una delle questioni secondo me che diventerà sempre più interessante, anche se arriva sui giornali un paio di volte all'anno e poi ce ne dimentichiamo, è questa migrazione nuova di italiani che vanno all'estero e diventa sempre più consistente e diventerà sempre più consistente fin tanto che questo paese appunto rimarrà intrappolato in questa crisi che non è solo economica, penso che sia una crisi essenzialmente anche culturale. Ed è una migrazione che ci mostra un paese che è contemporaneamente interessato da immigrazioni, da emigrazioni e da disoccupazione. Il 6,8% direi che è un tasso di disoccupazione ancora molto basso. Quando mi sono laureato io, abitando ad Adria, il tasso di disoccupazione nei primi anni 90 era molto più alto, del 6,8%. Nel sud Italia, da dove proviene Hillary, il tasso di disoccupazione è ben più elevato e le preoccupazioni appunto sono forti. Certo, dopo per chi è soggettivamente disoccupato, se non ho un lavoro, è la mia vita. Su questo la percentuale non importa. Io credo che occorre tenere presente appunto, se ragioniamo sui mercati del lavoro, come oggi, diversamente da 30 anni fa, occorre tenere presente continuamente quella che noi chiamiamo internazionalizzazione della produzione. Cioè vuol dire che mentre prima noi avevamo, per farvi un'idea, Mirafiori, e tutto veniva costruito lì dentro, oggi un'automobile, come un qualsiasi altro prodotto, viene costruito un pezzo in un paese, un pezzo in un altro, un pezzo altrove. E le migrazioni in qualche modo, come dire, fluiscono lì dove serve. Cioè provate a pensare a quello che tutti quanti voi avete in tasca, cioè un cellulare. Un cellulare viene costruito con lavoro di almeno 10-15 paesi, a partire dal coltan raccolto appunto in Congo, nella Repubblica Centrafricana e così via, fino a tutti i microprocessori che vengono fatti in Indonesia, fino al pezzo che viene fatto in Cina e un pezzo viene fatto anche in Europa. Allora, se noi pensiamo ai mercati del lavoro, oggi i mercati del lavoro non devono essere pensati come appunto 30 anni fa, ma come qualcosa in cui ogni paese, ogni area, ogni regione si sta specializzando in qualche modo in una singola produzione, in un singolo pezzo di produzione di quel bene. Uno dei luoghi comuni che il Censis ha sviluppato fin dal 1978 nel suo primo rapporto sulle migrazioni in Italia è uno dei luoghi comuni che a mio avviso ha fatto più male, cioè l'idea che i migranti svolgono i lavori che gli italiani non vogliono fare. È un luogo comune secondo me che fa molto male per diverse ragioni. Innanzitutto, prima di tutto perché non considera il fatto che i datori di lavoro scelgono sempre la manodopera che vogliono. Possono aumentare il livello tecnologico e quindi continuare ad assumere un personale italiano, oppure possono scegliere di non aumentare il livello tecnologico. Se voi prendete i pomodori come vengono raccolti in Emilia Romagna o in Puglia sono tutti immigrati che li raccolgono a mano, in Emilia Romagna ci sono molti italiani che li raccolgono con i macchinari e sono gli stessi pomodori. Quindi è una scelta
Cioè il fatto di dire che svolgono i lavori che gli italiani non vogliono fare implica innanzitutto che non si considera che il datore di lavoro finché può sceglie la propria manodopera. Un altro elemento importante è che se svolgono i lavori che gli italiani non vogliono fare, quando c'è una crisi economica si è legittimati a dire va bene, adesso quei lavori li svolgiamo noi e voi ritornate a casa vostra, nella casa che spiegava bene Hillary che è inesistente, è fantasiosa, perché Hillary non può tornare in Nigeria, non è casa sua è Napoli, un po' l'Italia e forse l'Europa. Cioè, più Napoli. Infatti sono partito da Napoli. Cioè l'idea che uno, come per magia, se svolge il lavoro che gli italiani non vogliono fare, c'è la crisi, gli italiani, come abbiamo visto nella crisi, sono ritornati a fare certi mestieri, l'immigrato dovrebbe sparire. Ma questo, guardate bene, non è un discorso che è rivolto solo all'Italia, è rivolto a tutta l'Europa perlomeno, perché questi discorsi appunto sono abbastanza frequenti. Quello che noi invece vediamo quotidianamente è che gli immigranti, come dire, si inseriscono in un mercato del lavoro che noi chiamiamo segmentato. Cosa vuol dire segmentato? Che ci sono vari segmenti e in ogni segmento servono alcune caratteristiche per entrarci. C'è un segmento che magari in cui ci sono prevalentemente italiani bianchi maschi, altri segmenti in cui ci sono prevalentemente donne italiane bianche, eccetera, eccetera. Provate a pensare banalmente al segmento del lavoro domestico, che se voi lo prendete in Veneto è prevalentemente est europeo, con donne appunto dall'Ucraina, dalla Moldavia e dalla Romania. Se voi vi spostate verso la Liguria, le donne che svolgono il lavoro domestico prevalentemente sono latinoamericane. Questo dimostra una segmentazione del mercato del lavoro, nel senso che poi se una donna appunto latinoamericana arriva a Padova, arriva a Badia Polesine, noi non ce lo pensiamo immediatamente come la lavoratrice domestica, mentre se noi pensiamo alla badante immediatamente ci viene l'idea connessa appunto a un'ucraina, a una rumena, eccetera, eccetera. Allora, questa segmentazione ovviamente viene usata in vari modi. Ora, in una ricerca che noi stiamo facendo appunto in un'azienda che produce smartphone, computer e quant'altro nella Repubblica Ceca, è abbastanza chiaro che questa segmentazione tocca e si riferisce a migranti. In questo caso nella Repubblica Ceca sono migranti rumeni, bulgari, polacchi, slovacchi. Perché la cosa che noi ci dimentichiamo molto spesso è che le migrazioni in Europa, dove abbiamo circa 20-25 milioni di migranti, riguardano tutti i paesi dell'Unione Europea. Ripeto, tutti, compresa la Romania o la Bulgaria, compresa la Repubblica Ceca, compresa la Slovacchia e compresa anche il paese di cui ogni tanto si parla, cioè l'Ungheria. Qual è lo stratagemma di appunto Orban, che si ritrova un mercato del lavoro asfittico, cioè bassissima disoccupazione, stiamo parlando di disoccupazione del 2-3%, così come nella Repubblica Ceca, così come in Slovacchia. Lo stratagemma è non avere appunto migranti che provengono dall'Africa, ma portarseli attraverso delle agenzie di reclutamento direttamente dall'Ucraina o dalla Serbia. Questi sono i mercati del lavoro, cioè dire io ho un'agenzia come le nostre agenzie di somministrazione che mi prende le persone da Novi Sad nel nord della Serbia e me le trasporta direttamente a Budapest a fare il lavoro, che so, in edilizia o in una qualche fabbrica. Finito il contratto, il lavoratore o la lavoratrice dovrebbero, come per magia, tornare indietro. Spesso tornano indietro, perché magari hanno l'opportunità poi, dopo qualche mese, di ritornare nello stesso posto. Cioè, la questione delle migrazioni internazionali, io credo, debba prestare molta attenzione al fatto che c'è una migrazione autonoma, che è contro la migrazione autonoma che si stanno schierando stati e partiti. È una migrazione che viene gestita da agenzie, da imprese, eccetera, eccetera. Allora, la migrazione autonoma, lo spiegava Hillary, anche a costo di morire, ma è il tentativo appunto di
sviluppare una mia emancipazione e di avere una mia libertà. Cioè la migrazione io credo debba essere letta appunto come un atto di liberazione e emancipazione, che ci segnala i problemi non della Nigeria, non appunto dell'Italia quando emigrano gli italiani, ma i problemi di questo pianeta in senso più generale. Cioè noi ci dimentichiamo un po' troppo spesso, credo, la nostra storia coloniale come altre, certo più breve ma non meno feroce, e i rapporti di forza che ci sono a livello internazionale. Perché nessuno parla delle centinaia, migliaia di ettari di terreno che i cinesi, ma non solo, stanno acquistando in Africa? Che cosa provoca questo? Se parliamo banalmente dell'innalzamento un po' dei mari, tutti quelli che vivono appunto vicino al mare, cosa pensate che facciano? Che mettano tutti quanti il Mose? Possono farsi tutti un mosetto a casa? Cioè il tentativo appunto di guardare le migrazioni continuamente da un lato come vittime o dall'altro come dei predoni, io credo ci porti in strade assolutamente sbagliate. I migranti cercano in qualche modo di trovarsi uno stato, diceva Hillary di nuovo, e credo sia importante, uno stato in cui il diritto tu riesci ad ottenerlo. Lo riesci a ottenere in Italia? Forse Cucchi direbbe di no, se fosse vivo, però diciamo un po' di più rispetto ad altri paesi. E allora forse anche chi se ne va dall'Italia sta cercando anche questo, però. In questo senso io credo che accanto alla crisi economica ci sia una crisi culturale. Quindi io credo che occorra appunto fare i conti un po' con la nostra storia, e penso che non sia importante l'idea di diventare un'isola, l'isola che non c'è, felice, accogliente, premurosa, né di appunto speronare qualche nave con i migranti senza documenti a bordo, piuttosto di fare i conti appunto con chi siamo noi e dove vogliamo andare. Io credo che ci siano delle grandi opportunità, ma occorre appunto prestare un po' di attenzione al fatto che i nostri problemi probabilmente sono interconnessi con i problemi degli altri. Grazie. Grazie,